cerca nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Questa mattina abbiamo la gioia e la grazia di far memoria di San Crispino da Viterbo, uno dei primissimi santi cappuccini. Non ha fatto nulla di straordinario se non chiedere nel nome di Dio. Anche chiedere può essere segno di santità. Era infatti quel questuante che null'altro prometteva se non l'amore e la misericordia di Dio. E proprio perché chiedeva non a nome suo, ma per il bene dei fratelli a cui era affidato e dei poveri della città, ecco che diventava segno e strumento della misericordia di Dio che ancora opera e agisce. Fiduciosi allora anche noi ci mettiamo davanti al volto di Dio per chiedere il suo aiuto e il suo perdono. Signore nostra pace, Kyrie eleison. Cristo nostra Pasqua, Christe eleison. Signore nostra vita, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che hai chiamato alla sequela di Cristo il tuo servo fedele San Crispino e sul cammino della gioia lo hai condotto alla più alta perfezione evangelica, per la sua intercessione e dietro il suo esempio fa che pratichiamo costantemente la vera virtù alla quale è promessa la pace beata del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni a Iconio ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, con i loro capi, di aggredire e lapidare Paolo e Barnaba. Essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città di Licaonia, Listra ed Erbe, e nei dintorni, e là andavano evangelizzando. C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo mentre parlava e questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato, disse a gran voce: «Alzati ritto in piedi». Egli balzò in piedi e si mise a camminare. La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo in dialetto licaonio: «Gli dei sono scesi tra noi in figura umana». E chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui a parlare. Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all'ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, gridando: «Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi. E vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada, ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori». E così dicendo, riuscirono a fatica
a far desistere la folla dall'offrire loro un sacrificio. Parola di Dio. Non a noi, Signore, ma al tuo nome da gloria. Non a noi, Signore, Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per il tuo amore, per la tua fedeltà. Perché le genti dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole, egli lo compie. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data ai figli dell'uomo. Alleluia, 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 alleluia. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, dice il Signore, e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. La parola di Dio è sempre attuale e oggi ce ne viene data un'ulteriore riprova. Davanti a una persona che compie il bene, due di solito sono gli atteggiamenti: o un'invidia oppure una venerazione smisurata, e si venera l'uomo e non l'opera che ha compiuto. Questo ci viene raccontato negli Atti degli Apostoli, dove appunto stavano compiendo quelle opere e annunziando la parola del Signore che si manifesta appunto con queste novità, con questo guarire addirittura le infermità. Paolo ha visto negli occhi di quell'uomo la fede e il desiderio di guarire e gli ha solo invitato a rimettersi in piedi, ma che opere agisce è sempre il Signore. E proprio davanti a questo episodio la gente ha reagito o dicendo sono dei, quindi cercando di emularli o di esaltarli, o dicendo sono dei cialtroni e stanno imbrogliando tutti. Ecco, davanti a questa realtà gli apostoli, Pietro e Barnaba, dicono non siamo stati noi, dobbiamo riguardare Cristo. È Lui, è nel nome del Signore che si compiono cose grandi. E così ce ne viene a riprova anche il brano del Vangelo. Chi
ama Dio, Dio dimora in lui e può quindi compiere opere grandi. È l'abitare presso Dio, o meglio, fare in modo che Dio prenda dimora nella nostra vita, quindi venga ad abitare nella nostra casa, che ci può permettere di fare quelle cose fuori dall'ordinario, ma perché è il Signore che agisce, perché trova in noi quel corpo libero che ci dà modo di portare a compimento ciò che Lui vuole, e quindi l'amore verso di Lui. L'amore verso di Lui che si trasforma e che si trasmette attraverso l'amore dei fratelli. Ecco perché a buon ragione oggi ricordiamo San Crispino da Viterbo, un umile frate cappuccino, un umile questuante. Forse nella nostra storia erano considerati anche poco come i più sempliciotti, ma erano coloro che diventavano lo specchio della fraternità, perché girando per le strade, annunziando l'amore di Cristo, avendo il coraggio di chiedere nel nome del Signore, hanno provveduto a far sì che i frati, quelli studiati, potessero studiare, che i poveri che venivano alla porta potessero trovare del pane per potersi nutrire. Ecco, allora diventavano segno e strumento di quell'amore di Dio che si mette in pratica. Hanno fatto abitare Dio nella loro vita, erano ripieni e ricolmi di Spirito Santo, di quel Paraclito che ci guida in ogni avversità, e quindi sapevano anche rispondere ai dotti, ai sapienti, a coloro che volevano imbrogliare, con il candore che viene dalla grazia di Dio. E davanti alla grazia di Dio, all'amore, si può solo essere obbedienti, e quindi diventava occasione sì per diventare santi loro, ma anche per far diventare santi, quindi incamminati verso il regno di Dio, anche le persone che possono compiere un gesto di bene, anche donando del poco della loro vita, distribuendo a questa questua. Andare a chiedere nel nome del Signore dà modo anche agli altri di diventare santi, di fare quel piccolo gesto che ci permette di liberarci di pesi e di far dimorare Dio nella nostra vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le nostre offerte e preghiere, che sull'esempio di San Crispino portiamo dinanzi a te in semplicità di cuore. Trasformale in sacrificio a te gradito e rendili per noi sorgenti di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei Tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della Tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui prepari nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, di Gaetano, di Pasquale, di Mario, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Crispino, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi,
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ringraziando il Signore per averci lasciato in dono il Paraclito che ci guida alla verità tutta intera e permette a Dio di dimorare in noi, fiduciosi diciamo insieme: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore, santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Numero 75. A Dio senza di te alcun bene non custodiscimi. Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me, custodiscimi. Mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò. Mia verità e vita sei, mio Dio
forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. Preghiamo. Ti preghiamo, Signore, ricolma il cuore dei tuoi figli nutriti alla tua mensa, di quella pura gioia che illuminò la vita di San Crispino, e rendici partecipi della tua stessa gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore. O Dio Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie e ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate il Signore con la gioia della vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat anima mea Dominum,
Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars, col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale, nelle versioni anallergiche e spoderabili lavabili, anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche e motorizzate. Ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti, per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte e camper. Possibilità di richiedere il sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico a Legnaro. Et je pense aux jours lointains. Et je pense aux jours lointains. Amici, un cordiale saluto da Giuseppe De Vitis. Come sarà il tempo lunedì? Con poco nuvoloso al mattino, ma vedete sul Friuli Venezia Giulia e sulle zone